Ed ora il crollo del Ponte Morandi. A Genova rinviati a giudizio i 59 imputati per i PM e i manager di Autostrade non fecero nulla per evitare la sciagura. L'inviato è Giorgio Specchia. Oltre 3 anni di indagini, esami, perizie, 11 udienze e centinaia di avvocati. Oggi la prima decisione del GUP. Tutti gli imputati andranno a processo come chiesto dall'accusa. Sì, guardi, è venuto giù il ponte del Morandi. La Procura fino adesso è riuscita a fornire una serie di elementi importanti per la celebrazione di un dibattimento su accuse molto serie che sono state formulate. Per l'accusa tutti conoscevano i rischi, ma nessuno fece nulla per evitare il disastro. 59 gli imputati, manager, tecnici, funzionari, tra loro Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade. Ora ci sarà il dibattimento, molte cose emergeranno e riequilibreranno una visione dei fatti che ci pare oggettivamente a senso unico. Una data importante che alcuni familiari delle 43 vittime celebrano in un luogo simbolico, il memoriale dedicato al ricordo dei loro cari. È una giornata forte e qua la sensazione è da brividi. Per noi è importante questo posto, è importante per chi verrà, per non dimenticare mai quello che è successo. Sono qui consapevoli che per arrivare ad una sentenza serviranno ancora tanti anni. Ci rimane solo questo, la giustizia, altro nessuno ci darà i nostri cari dietro, ma almeno la giustizia credo che la meritiamo tutti.